Conferenza stampa stamani al santuario di San Calogero per spiegare il programma che vedrà impegnata la città di Agrigento per tutta la settimana. Si comincia già stasera con Uveria Villa. Sono state anche spiegate le raccomandazioni che la Questura ha fatto in occasione dei festeggiamenti del Santo. Il programma è stato già pensato, organizzato di comune accordo con Fraternita e portatori, l'associazione dei portatori, condiviso con Vescovo, Prefettura, Questura, Comune. Il programma inizia oggi, inizia con il Uveria Villa e si completerà con la seconda domenica, giorno 9. E all'interno dell'ottavario sono diverse le cose che abbiamo inserito, oltre alle celebrazioni della Santa Messa, più celebrazioni della Santa Messa, 3 al giorno, 2 di mattina, una di sera, e poi ogni sera c'è un'attività diversa, quale potrebbe essere il concerto, la tavola rotonda su San Calogero, l'inaugurazione di una mostra fotografica, un momento di preghiera con i gruppi di rinnovamento nello spirito. Comunque in modo dettagliato il programma già è in mano agli agrigentini. E sicuramente i due momenti più intensi sono quelli della domenica alle 12 e all'1, la prima e la seconda domenica, con le processioni, e apprestandoci a celebrare la festa di San Calogero come uno dei momenti più intensi della festività e degli agrigentini. La festa stessa ha avuto nei periodi che ha vissuto diverse sfumature. A tratti alcune cose sono state realizzate, altre sono state migliorate, qualche altra è stata modificata. Quest'anno, iniziando i festeggiamenti, abbiamo avuto disposizione da parte della Questura in merito e in materia all'ordine pubblico e alla sicurezza, rispetto al programma che abbiamo già presentato, e a differenza delle consuetudini e delle tradizioni che la festa nel corso degli anni ha avuto, sono state date delle prescrizioni. Nella fattispecie, la prima prescrizione riguarda la scalinata e il sacrato. Non ci deve essere libera da persone, non ci deve essere nessuno all'uscita del fercolo con il santo, soltanto i portatori, insieme con i volontari, i portatori che con la vara, e un cordone di volontari abilitati e di portatori proveranno a far desistere quanti magari ancora non avessero capito che sulla scalinata e nel sacrato non ci deve essere nessuno, libero da persone e da cose. E l'altra prescrizione che ci ha dato la Questura, sempre in materia di ordine pubblico e sicurezza, è che nessuno, soprattutto durante le fermate del simulacro, può omaggiare salendo sulla statua per baciarlo. La Prefettura la Questura ci dice che solo ai bambini è concesso, accompagnati da un genitore e da un membro del direttivo di cui già hanno gli elenchi, che possono salire. Però da una riunione che abbiamo fatto ieri sera con il direttivo dei portatori e con tutta l'assemblea dei portatori, come ulteriore segno di prudenza e di sicurezza, si è scelto di non far salire nemmeno i bambini, quindi nessuno salirà. In modo particolare poi abbiamo detto, e lo diciamo e riconfermiamo ancora, quanti hanno la promessa e il voto per i bambini, lo possono fare ogni giorno, perché ci siamo tutti e tre i sacerdoti qui in santuario, e lo fanno alla nostra presenza, che li accompagneremo con la preghiera e lo scioglimento del voto stesso. La terza prescrizione riguarda la seconda domenica, con la Sacra del Grano. Come è consuetudine e tradizione, la processione offertoriale parte dall'Addolorata e arriva al santuario, così come eravamo abituati a viverla. E parteciperanno alla processione
i fedeli con la promessa del pane, le motoape parate e soltanto i carretti siciliani che si sono iscritti, che sono circa 12, accompagnati, trainati dai cavalli. Non sono permessi altri animali liberi, quindi cavalli, muli, capre e quant'altro, non è possibile, sempre ordine e sicurezza pubblica. Noi chiediamo a tutti i devoti di attenerci a queste prescrizioni per vivere con gioia e serenità questa festa di San Calogero, e con rinnovato impegno a tutti i devoti di un santo che è particolarmente vicino alla gente di cui si prendeva cura e continua a prendersi cura. Viviamo questo momento di grazia nel rispetto del Vangelo e nel rispetto delle leggi come salvaguardia del bene comune. Ognuno di noi sa come esprimere la propria devozione al santo in tantissimi modi, ma di certo anche quest'anno non salendo sulla statua. Ci affidiamo al buonsenso di tutti per vivere, dicevo prima, questo momento di grazia nel modo più sereno e gioioso possibile. Un accento, e lo ricordiamo ancora, su quello che è il segno del pane. Continuiamo a vivere questo segno, continuiamo a far benedire il pane, continuiamo a fare come abbiamo fatto negli altri anni, condividendo questo segno di comunione con i nostri fratelli che sono nella necessità e non sprecandolo, lasciandolo cadere a terra. Un grazie di cuore a tutti per quello che facciamo.